però non ho mai sentito lamentele da parte della signora, quindi cioè, lui era sempre qua, era qua per lei, non era qua per nessun altro. Ieri sera eravate qui voi quando è successo il fatto? No, ieri sera ero fuori, l'unica cosa che ho notato tornando a casa è che c'erano tutti i carabinieri fuori, ho detto magari sarà successo qualcosa di normale e tutto. Stamattina sono venuto a sapere che lei è morta e mezz'ora fa ho saputo che è stata assassinata, mi pare. Dal figlio? Sì, dal figlio. Una cosa che mai mi sarei aspettato, ovviamente, che cioè, una cosa impossibile, penso. Era anziana, però insomma si arrangiava. Era figlio unico? È figlio unico questo? Sì, figlio unico. Non hanno altri parenti? Che sappia io, qui attorno no. Perché suo marito è morto da tanti anni, che era via a lavorare, non so neanche dove esattamente, se in Francia o dove. Forse stando in mobilità da tanto tempo si è sfogato con la madre, ha manifestato con lei i suoi disagi. Veniva qui, stava qui, mangiava qui anche delle volte perché lo vedevo, aveva un scooter e girava, ma tranquillo, un ragazzo tranquillo. Una brava donna, una signora che faceva pena innanzitutto per come era combinata, perché camminava a fatica, non era tanto. Però adesso mi sembra strano che sia morta così, magari.